Allora, torniamo a Bruno. Chi è Bruno, cosa fa, perché, cos'è questa storia della colpa in Veneto, che è sempre qualcosa di particolare? Ma Bruno, diciamo che a mattina che aveva mangiato, dopo... È il cane. Vabbè, un buono, e dopo... Anche se siamo Bruno. Vabbè, quello che mi ha fregato io, sono stata. Bruno sono alternativamente tante cose. Può essere A, il governo, si chiama il governo, Bruno, di chi c'è colpa? Secondo me Bruno Monti. Bruno può essere anche secondo me Dio se ho in Veneto. Ah, quante volte Sì, ma non il Bruno. fare in questa una volta. Dico no. No, nel senso, la colpa, la colpa in Veneto mi è sempre data a qualcosa di più alto, no? Che può essere, però in cui te credi fondamentalmente, tipo la Chiesa è colpa a Dio, però te ne credi, lo senti come qualcosa di presente, come senti presente al governo, te credi, sanno tutto, ti presentano così. Quindi è una forma, secondo me c'è anche uno sfogo dare la colpa a qualcuno, almeno dal mio punto di vista. E nello stesso tempo un riconoscimento. Nello stesso tempo, scusa? Lo riconosci, un riconoscimento. Adesso, riconoscimento. Dammi una testa a questa. Secondo me, È sempre colpa sua. secondo me che dà colpa a quelli che c'ava qualcosa. Che dà colpa agli extracomunitari quando chi c'ava lavoro. Che dà colpa ai politici perché gli c'ava skate. Che dà colpa ai prostitute perché c'ava. Perché c'ava e basta. E basta che c'ave e si diventa subito colpevole. E tante volte invece non è che abbiamo perso, non è che ci va rubato, capito? Ed è che qualcuno che perde, tipo uno può perdere un iPod, un palo d'acciaio. Tipo ieri, nell'aeroporto. È successo veramente. Marco parla da un lato, parla di cassetti. Uno può perdere e invece che dà colpa di me cacciavà, sta roba qua, me cacciavà. E invece tante volte abbiamo perso, e noi altri in Veneto abbiamo perso tante robe. Però continuiamo a dirgli che cacciavaia. Oh, ma capito, uomo anche. La bravo! Tutta la vita è questa. No, poi diciamo di... E mi diciamo, gioca mi tutto basso. Oggi le carte! Insomma, alla fine di chi è la colpa? La colpa, Colpa, beh, mia non è sicuro. Qua, cioè, qua non era colpa mia. Se dico spando, non era colpa mia, perché se qua era voto, lo spandevo. secondo me la colpa degli extracomunitari, del governo, delle prostitute, non dico per C'è persone che non fuggono.